Sono Becchibaldo, sono un ingegnere, ma soprattutto sono un appassionato di fiumi, nel senso che è tantissimi anni che io mi occupo di fiumi, lavorando sia dentro l'amministrazione, poi come professionista, fondando un centro italiano che si chiama Centro per la riqualificazione fluviale, che ha avuto anche la segreteria europea dell'European Center for River Restoration. Quindi tantissimi anni, sono più di 30 anni che insomma, mi occupo di fiumi e con grandissima passione. Parto un attimo dal sondaggio, perché... Sei un po' modesto, ma dici che sei presidente nazionale? No, vabbè, dai, un po'. Gioco a calcio. Allora, parto un attimo, torniamo un attimo sulla questione in maniera molto seria, visto anche dove siamo e che cosa è successo il 2 agosto. Il sondaggio è interessantissimo, partirei proprio da questo, poi vi faccio vedere le slide che ho preparato stanotte e quindi allora, qual è l'emergenza? Alluvioni e esondazioni. Ormai il Veneto, ma non solo il Veneto, non ne può più, ce ne sono veramente tante. Ogni volta che piove ormai è un evento straordinario, non è facile vivere in certe aree dove si sa che si può andare sott'acqua. Sapete che l'acqua in casa è come i ladri, no? Crea anche degli traumi psicologici a chi vive in una casa che si allaga, non va più via, resta lì. Poi che cosa, questo, e poi anche chiaramente qual è secondo te la causa. Cosa che mi fa piacere è che si parla finalmente di una delle cause principali, che è la cementificazione dell'uso del suolo. Cioè, senza essere ingegneri, tutti capiscono che se piove su un terreno agricolo c'è una risposta, se piove su un terreno cementato ce n'è un'altra. Ma qualcuno forse non si è mai posto di quant'è la differenza. In termini proprio tecnici, siccome devo sostituire, e non lo farò sicuramente bene, il professor Dalpaus, che è un luminare nel tema, in termini numerici non è il doppio, non è il triplo, è quasi 20 volte di più. Tenete conto poi, quello che ha detto prima Campostrini, che noi parliamo di rischio e questo è un concetto che non passa nella testa, non si fa mai una semplice moltiplicazione che è probabilità per effetti o per danno, forse si capisce meglio dove danno c'è anche purtroppo qualche volta la vita umana. Per cui quando io ho la probabilità di andare sotto e faccio un'opera che la riduce, non è detto che migliori il rischio, perché se io faccio un argine e poi dietro ci costruisco, non è detto che il rischio mi diminuisca, perché il danno che l'eventuale rottura dell'argine può creare può essere addirittura di più. Io vi ho preparato, sono molto contento dei risultati di questo sondaggio, anche se una cosa mi dispiace nel sondaggio è che quando si chiede che cosa bisogna fare per migliorare, no? Per ridurre l'effetto, con l'1,4% c'è migliorare la rete informativa tra la popolazione. Invece secondo me questo è un punto che dovrebbe essere molto in alto, perché a partire dalle scuole, a partire dalla politica, scusatemi, io dico quello che penso, che spesso l'acqua non l'ha valutata come si deve, e secondo me si potrebbero ridurre tantissime perdite di vite umane migliorando la percezione del rischio e quindi facendo capire a uno che vive in una zona a rischio. Statisticamente le zone dove ci sono più danni sono quelle dove si va sotto per la prima volta. Mestre 2007, 250 mm in poche ore. Chi come mio padre, che ancora mi bestemmia dietro avendo fatto l'ingegnere idraulico perché vive in una zona a rischio e suo figlio non gliel'ha detto, e lui si difende quando vede che piove, si mette le paratie, si difende e cerca di
di proteggersi. Chi invece ha avuto tantissimi danni nel mestrino è chi purtroppo non era mai andato sott'acqua. Quindi il fatto di convivere con il rischio, come dicono, hanno detto prima bene nelle direttive, la percezione del rischio c'è, però ovviamente le istituzioni si devono dare un po' una mossa su questo tema, perché ormai abbiamo raggiunto limiti poco sostenibili. Si parla di cambiamento climatico. Cambiamento climatico vuol dire, in soldoni, che se fino a qualche anno fa, fino a 10-15 anni fa, ci sono dei dati, ci sono degli studi, l'ultimo recente ce n'è uno del professor Vizio, dimostra che eventi che una volta avevano una probabilità molto bassa di verificarsi, oggi si verificano molto più spesso. Ma attenti che tutte le opere ingegneristiche, e c'è qualche ingegnere in sala che può confermarlo, sono tutte legate al tempo di ritorno, cioè alla probabilità che quell'evento si verifichi. Ma se cambia il tempo di ritorno vuol dire che le opere che ho fatto non vanno bene. Fognature di tutte o quasi le città sono fatte con tempi di ritorno di 5-10 anni, ma quando va di lusso 10. Oggi ogni pioggia, secondo me, siamo lì come tempo di ritorno, perché purtroppo il cambiamento climatico ha come primo effetto che tanta acqua cade in poco tempo, e questo tradotto in portate dove abbiamo dei volumi che si muovono nel tempo vuol dire che il volume aumenta e il tempo si riduce, e quindi siamo ciavai, si dice in Veneto, no? Per cui termine tecnico scientifico, no, la parolina ci sta quando cala la palpebra, ricordatelo, i termini comunicativi. Quindi risveglia, anche ha detto una parolaccia, si sveglia. Io vi avevo preparato qualche slide, ve le faccio vedere rapidamente grazie al mio assistente. Allora, il problema dei fiumi è molto più ampio del rischio. Il problema dei fiumi è che i fiumi stanno proprio male in Italia. Ci sono due direttive, la direttiva acqua e la direttiva alluvioni. La direttiva acqua dice che dovremmo avere dei fiumi che stanno bene dal punto di vista della qualità, ma se voi girate un po' l'Italia, il problema che c'è in Veneto c'è in tutta Italia, in alcune regioni è ancora più drammatico. Scusatemi, non voglio fare classifiche, ma se voi visitate una fiumara calabra vi rendete conto di che cosa può fare l'acqua. Muove massi grandi come questa stanza e alla fine raggiunge la costa e trova un tubo, una fiumara di 100 metri che diventa un tombotto di 2 metri. Quando piove, che cosa si dice? La furia del fiume ha creato danni. Il povero fiume arriva su sto tombotto da 100 metri dove è pendente così, arriva in costa dove è pendente così, è una sezione ristretta. Mio figlio 10 anni lo capisce che non è colpa del fiume. Quindi pensiamoci quando scriviamo o diciamo certe cose. Quindi andiamo avanti. Vabbè, ormai i fiumi non sono più naturali, lo sappiamo. I fiumi sono artificiali. Quando noi abbiamo sistemi fluviali naturali è minore, questo è un concetto che fa molto discutere, ma vi assicuro che io che ho vissuto 17 anni in un consorzio di bonifica, vi assicuro che è così. Quando io ho un sistema naturale devo fare meno manutenzione. Quando ho un sistema artificiale devo spingere la manutenzione all'eccesso. Sono due concetti che però in alcuni casi sono irreversibili. Ci sono delle situazioni in Veneto che sono irreversibili. Non è possibile tornare allo stato iniziale. Pensate alla bonifica. Cosa vuol dire tornare allo sistema naturale? Stuo e pompe. E cosa succede? Che si riallaga tutto. Non è possibile. Quindi vivo in un sistema artificiale, come tale devo essere pronto, sveglio e manutentare il territorio. Infatti i nostri concittadini dicono
garantire una costante manutenzione, perché sono ormai abituati a vivere in un sistema artificiale. Vabbè, questo qui a sinistra in basso ha un record, non so se si vede perché c'è la luce, è il fiume più artificializzato d'Italia ed è in Sardegna, quello lì. Quello è un fiume, lo chiamano fiume, vabbè, ed è oggetto di un progetto di riqualificazione, perché voi non lo vedete, ma sulle sponde ci sono i gerani, ok? Tanto per un concetto di... Andiamo avanti, velocissimamente, solo alcune foto per farvi vedere che se girate l'Italia, ma a parte che oggi basta aprire i giornali ogni volta che piove. Io credo di avervi passato un concetto, qualche stimolo anche per le discussioni successive. Secondo me, vai pure veloce, fermati su quella dopo, non questa, quella dopo, vai, scusami, eccola qua. Un dato importante è che in Italia oggi, e questo ci fa riflettere, si spende più per pagare danni che per fare opere. Lo sapete meglio di me, inutile che ve lo dica io, e gli interventi di emergenza sono ormai paragonabili, se non superiori, agli interventi che invece sono preventivati. Capostrini prima parlava delle norme, ha citato Dante, ma nell'89 è stata fatta una legge in Italia che è quella sulla difesa del suolo, 183, una legge che se voi la leggete, del resto la chiamano legge, infatti, ma è una legge fantastica, scrive esattamente tutto quello che è stato. Vengono istituite le autorità di bacino per fare i piani di bacino. Ci sono in questo momento, dall'89 al 2014, sono passati quanti anni? 25 anni, ci sono i piani stralcio del piano di bacino, forse in alcuni casi. Piave, Brenta, tutti questi fiumi hanno, entro breve dovrebbero vedere una pianificazione integrata che risolva o che spieghi come risolvere alcuni problemi. L'altra e ultima cosa che vi dico, e poi ho finito, spero di essere stato nei 10 minuti, è che secondo me quello che state facendo voi è molto importante, perché uno dei problemi dell'approccio ingegneristico, o come anche in generale delle opere pubbliche, è il top down. Faccio il progetto e lo cavo. Questo secondo me non funziona tantissimo, perché la partecipazione, il coinvolgimento degli attori che vivono sul territorio invece è fondamentale. La costruzione, soprattutto quando si parla di natura, di un progetto, senza conoscere i saperi locali, senza conoscere quello che ti possono dire le persone, vi assicuro, comporta risultati che spesso sono molto più scadenti di quello che fa, molto migliori di quello che può fare un modello idraulico. Per cui partecipazione e coinvolgimento servono soprattutto quando attorno al tuo oggetto, tra virgolette, vivente, in questo caso del fiume, ci sono tantissimi interessi, tantissimi attori, e uno dei sistemi, per esempio, che potrebbe essere adottato nello sviluppo e che viene richiamato dalle normative sono per esempio i contratti di fiume. Quindi contratti di fiume che servono a coinvolgere, ma ci può essere il contratto di falda, il contratto di vigneto, non so, è semplicemente un approccio partecipato. Grazie e buon